Eccoci qui, gara finita. Ha vinto il signor Danilo Petrucci per la prima volta nella sua carriera. Ce l'ha fatta Danilo Petrucci su Marquez e Dovizioso, così si fa! Vince una gara di MotoGP con il team Ducati, seconda posizione per Marc Marquez, terzo Andrea Dovizioso. Molto male invece Valentino Rossi. Che lamenta un weekend, neanche una giornata ma un weekend no, speranze mie personali su Francesco Pecco Bagnaia, che si vede casella 0 punti in classifica in gara, e quindi questo è il resoconto della giornata odierna. Noi siamo veramente cotti, Bembe. Pure. Risponde alla segreteria telefonica del Ramboso. So momentaneamente desfatto. Bembe pure. Agostini deve aver dormito prima, si è risvegliato. Se credo, massa così. Massa così e forse massa anche Caldo. caldo, per te fa caldo. Mamma mia. Detto questo, Mugello consigliato tantissimo, se venite e andate in moto fatelo, perché zio Billy c'era una Vespa, scusate, c'era veramente molta gente, 139.000 persone secondo la questura di Firenze, e andate in moto perché una giornata del genere, guardate, ok, una giornata del genere merita veramente un viaggetto in moto. Bembe, che è Amerigo Vespucci di noi altri, sta cercando un percorso più Alternativo. più, scusate, più adatto possibile. Stiamo andando avanti, Bembe. È l'Americo Vespucci di noi altri. Al massimo si può fare, però la allunghiamo a 3 ore. Si può fare il giro per Secondo me facciamo un giro Firenze. no, e dopo rientriamo sulla stessa, o su una più avanti. Provo a vedere qual è l'uscita più. Fammi vedere quel tuo. Ting tang, walla walla bang bang. 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 Allora sembra che ci sia un po' di ritardo per Però quanto... siamo in una bella città, siamo a Firenze. Siamo a Firenze con tutta la città, il museo a cielo aperto, giusto? Mamma mia. Mamma mia. Gli uffizi, Abbiamo visto il cupolone però, il cupolone del Brunelleschi. del Brunelleschi, in Piero della Francesca, si parte. Prima dentro Cassa Martello andiamo, facciamo a Firenze, che tu sei a Firenze. No, veramente ragazzi, bellissimo, ho riso come non mai, cioè andare via con Bembe, riso patate e cose, stiamo a bar. Andare via con Bembe ragazzi ti migliora la giornata, perché ti rilassa, da tranquillo, passano Tu bestemmi. e tu Cosa fai, bestemmi? be happy, Bestemmia. Ma dove cazzo è sta autostrada? Aiuto! guarda. Eccola, Aiuto, c'è autostrada. Sì, io so. Dov'è il casello? Aiuto! Vabbè, dobbiamo andare fuori città, qua siamo a Firenze. Cioè per tornare dal Mugello siamo a Firenze. Fiorentino. E noi dobbiamo Almeno. Marema Huaiola e dobbiamo tornare a nord e stiamo a sud. E tu vuoi? E tu vuoi? Fa fresche. Sono fresche sulle Firenze. Agostini, o che tu dici, Agrullo? Io dico che poi tra poco mi fermo a prendere la Coca-Cola con la Ma annuncia Orta. perché... Ciao belli. Ciao belli. Vlog GoPro Hero 7 vlog. Cazzo è? Autostrada A1 vicino. Bologna. Andiamo vecchio. Segui qua, vai qua. A1 mi va a godere. Vai. Prima dentro gas a martello. Si parte ben. Wow,
il pandino giallo seminato alle spalle, Valentino Rossi, canarino staccato. Ecco la Firenze, dove qui ragazzi 6 anni fa Manuel Rui Costa vinse il campionato del mondo di ciclismo. Bene, cosa dici? Adesso bestemmio, non è possibile. Che cazzo mi ha portato qua? Cioè, non ti porta sull'auto. Sì, ti porta in autostrada. Invece ho messo a casa. Salute! Secondo un parere tuo, a caldo. Ma caldo. Sicuro Ma non lì posso andare dentro. a Fiesole o Pasciani. Mazza, oh, sa più buche qua che sull'Erdammer. Sempre la solita macchina portata via. Al piedino caldo, Bembe al piedino caldo, perché tra poco si partirà e Bembe mollerà una sgommata. Vero Bembe? Devo girare a sinistra, quindi sì. Con la ragazza dietro, in due incaschi, aspetta, quanto romantico è? È la mappa di Garibaldi. Garibaldi fu ferito da una gamba. Ah no, aspetta. Ha vinto il Giro d'Italia a Carapazzo. Lo so. No, ma volevo ribadirlo. Quindi mettere il sale sulla ferita, dato che ho perso i soldi delle scommesse. Stiamo in attesa dell'arrivo della tappa. No, che della Fucecchio. tappa? No, dell'arrivo del coso. Fucecchio via da Bosco. Fucecchio via da Bosco. Fucecchio. Stiamo in attesa di vedere il casello. Attenzione, aspettare il casello, ore 20 e 40. Comunque non mi sono sbagliato, perché avevo ipotizzato 20 e 30. Attenzione, sta perdendo un polmone. Vai, guarda. Andrea Centro non parte. Attenzione, Bembe sì, così cattivo. Questa è la stazione, stiamo passando sopra i binari della ferrovia di Firenze. Beh, noi stavamo dicendo che non puoi andare al Mugello senza passare da Firenze, ovviamente. Passare da Firenze, perché ricordiamo che non è che dobbiamo andare a Napoli, a Roma, a caso, dobbiamo andare a Padova, quindi dobbiamo andare a nord per Mugello e al centro, siamo scesi a sud per poi risalire E Bembe, storico d'arte che andrà a sostituire Vittorio Sgarbi nella criticità d'arte, andrà è un allarme bomba. Andrà a sostituire Vittorio Sgarbi. Esci da qua. E quindi le opere d'arte sono il suo forte. Ci manca ancora un pezzo. Volevo fare il video di quando arriviamo al casello, che mi fermo, bacio la sbarra e basta. Bembe si alza, bacia la sbarra mentre si alza. Si funzionerà. Bembe abbraccerà la sbarra. Mi sa che allora questi episodi, perché poi montando tutti questi video ci sono molti minuti, molto materiale, sarà più che altro incentivato su come siamo tornati noi a casa dal Mugello, ok? Aspetta, buca. Non è che la evitiamo la buca, vi recensiamo come si attutisce la buca, Allora, capito? questa buca che è un cratere Salutiamo Pantani. Ciao Pantani! Una buca è per sempre, Una buca per sempre. tipo si schiva, no, non si schiva. Bisogna No. entrarci, ok, ed uscire. Come ok. si fa ad entrarci e come si fa ad uscire? È Due vero. semplici modi per entrarci. Allora, o prima con la ruota davanti e dopo con la ruota dietro, o prima con la ruota dietro e dopo con la ruota davanti. Vi inquadriamo la ruota davanti. Questa qui è la ruota davanti. Per uscirci, due modi semplici per uscirci. Lentamente bisogna accelerare e mandar sì che la ruota davanti scavalchi il cratere e dopo successivamente la ruota dietro. O secondo modo, far sì che la ruota dietro scavalchi prima il cratere e dopo la ruota davanti. Abbiamo quindi avuto con noi il professor Riccardo Agostini, docente all'Università degli Studi Di Napoli. di Bari, ok? E quindi di Bari. E No, aspetta, prima. Adesso sono all'Università degli Studi di Cadone. di Cadone. Oh, Nella che bella. facoltà di non rispondere.
ok? Raccontargli gli stufi di Padova, io sono stufo. Comunque Bembe ha detto che si emozionerà appena vedrà il casello, perché noi stiamo circumnavigando Firenze Per arrivare al casello autostradale, per arrivare al casello autostradale. sull'Audi. Dai, veloce! Comunque il bello è che più i minuti passano, più il tempo di arrivo a casa aumenta. Dalle 20:39 siamo passati dalle 20:40, dalle 20:40 siamo passati alle 20, E 41, dalle 20:41 siamo passati alle 20, 42. dalle 20:42 adesso siamo alle 20:43. No, c'è sempre il trucchetto dietro. attenzione. C'è sempre il trucchetto dietro. Perché? Basta correre in autostrada. Bella raga! Detto dritta! Martin Garrix Animals! Si vola! Corre in autostrada, quindi questa o in là, corre in autostrada, quindi questa o in là è la... Abbiamo forato una bomba, ragazzi. Prima l'avrai forati. Secondo me, no, non so. Io non voglio, aspetta, no. Io non voglio dire, non so se abbiamo davvero forato una gomma, perché ho sentito l'ammortizzatore Hollins nel cocige. Ok, praticamente è stato veramente traumatico, come È stata un'emozione. è un'emozione per sempre, come dice Eros Ramazzotti. Preme per la facoltà di partire. Bembe, attenzione, verde. E si sgoma, ragazzi. Comunque rimanete con noi sintonizzati, perché per tra pochi minuti Bembe vedrà il suo sogno, Casello il autostradale. casello autostradale. E ovviamente con il casello autostradale la coda. Vai dritto. Finalmente si corre! Una grinta incredibile! Finalmente Bembe può sfoderare il suo 2006-8 turbo. Voglia, cara ragazzi. Aspetta, Ago ha acceso l'aria condizionata. Oddio caro, se no si spegne il si corso. spegne la macchina a 140 all'ora. Tra 3 km, prendi l'uscita verso Bologna, Roma. Stiamo per entrare. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching chang, walla walla bang bang. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ching, chang, walla, walla, bang, bang, ooh.